Un'iniziativa che ripercorre le nostre tradizioni, appunto il nostro dialetto. Questo è il concorso di poesia siciliana che si è svolto qui allo SOAI. Chi sono i vincitori? Ecco, la CNA ha voluto fare un premio diviso in due settori, over e under. E allora, per quanto riguarda gli over, i vincitori sono Giuseppa Iacono Baldanza al primo posto, secondo Maria Stella Filippini e al terzo Carmelo Ferraro. Per gli under, al primo posto Valeria Salvo, al secondo ex equo Davide Rocco Crolacrai e Silvia Cusumano, entrambe da fuori, una a Milano e l'altra a Arezzo, e poi Stella Camilleri di Agrigento. Ecco, questo premio di poesia, voglio sottolineare, è fatto dalla CNA Pensionati ed è un premio che vuole anche fare un discorso pirandelliano, i vecchi e i giovani, un collegamento ideale, culturale, di valore, e la presenza notevolissima di tanta gente stasera dà la misura che la poesia, specialmente quella dialettale, ancora richiama tanta gente. Come mai la CNA ha scelto di organizzare questo concorso? L'abbiamo deciso per dare e far conoscere i nostri pensionati iscritti alla CNA di Agrigento. Questa opportunità l'abbiamo dato magari non solo ai pensionati e ai nostri, ma anche ai nonni, perché c'è un premio under e over. Abbiamo avuto una grande partecipazione a livello anche nazionale, non solo siciliano. Speriamo di riproporlo il prossimo anno anche in questo quadro bellissimo delle SOAI.